Tra una cornamuse e una novena, luci intermittenti e profumi di torrone è corsa all'acquisto degli ultimi doni natalizi. L'atmosfera c'è, anche se la crisi incide pesantemente su come il Natale viene vissuto ai nostri giorni. E se per Confesercenti per i regali di Natale la spesa media dovrebbe salire di 223 euro a famiglia, secondo l'Istituto Piepoli ci saranno meno regali rispetto all'anno scorso, anche perché è pur vero che tra tasse novembrine e IMU dicembrina le eventuali tredicesime sono già belle decimate, specie se poi sulle stesse devono gravare le spese fisse di acqua, luce, gas ed altri balzelli tutti italiani. In questo contesto ad Agrigento registriamo le lamentele dei commercianti del salotto cittadino a causa della scarsa frequentazione della via Tenea, con conseguenziale ridotto volume di affari. Un motivo potrebbe essere imputabile probabilmente anche ai ritardi con cui è stato diffuso tramite social il programma delle manifestazioni natalizie, delle quali si è saputo solo ieri e che peraltro dovrebbe tener conto anche del fatto che non tutti sono social, ma tant'è. Mentre vanno meglio le cose per i centri commerciali che per una serie di motivazioni legate al raggiungimento degli obiettivi da parte dei manager riescono ad organizzarsi in autonomia e per tempo con la proposta di un'offerta variegata e dunque la capacità di attrarre clienti, creando già dal mese di novembre eventi ed atmosfere. Di fatto il centro storico cittadino, con le sue caratteristiche viuzze e chiese, offre alcuni spaccati interessanti di riproposizione di ambienti natalizi, ma sono spesso iniziative di privati che comunque, non essendo inserite in un contesto strutturato di promozione e comunicazione degli eventi, rimangono delle manifestazioni conosciute solo a chi dimora in quel quartiere o in quella zona. La programmazione e la diffusione delle notizie in maniera che siano interiorizzate e raggiungano più pubblico possibile, da fare in tempi utili, è necessaria. Non basta la piazza piena a Capodanno, quella si riempie ovunque e comunque perché è la notte di San Silvestro a richiamare le folle, per il sol fatto che il nuovo anno deve essere accolto comunque con gioia e ovunque sia possibile ritrovarla.